Presentiamo la prossima batteria, la numero 4, ultima dei 4 stile donne, Laura Franchina alla 1, Vittoria Urbanetto alla 2, Barbara Pozzobon alla 3, Vittoria Grotto alla 4, Elena Pravato alla 5, Silvia Moretto alla 6, Giulia Raccagna alla 7 e Ludovica Barbero alla 8. In acqua quindi con la prima delle due teste di serie che chiuderanno i 4 stile al femminile. Ritroviamo Martina Rombaldoni dopo la vittoria di ieri in chiusura dei 200 e ancora Giulia Grasso in 4, Teresa Malipiero alla 6, Giorgia Gosetto alla 8, tutte quante medagliate lo scorso anno in campo giovanile, mentre fa il suo esordio in questa edizione in corsia 5 Giulia Berton, centro nuoto Le Bandie, specialista del nuoto di fondo in acque libere, più volte convocata in nazionale giovanile. Ricordiamo l'ultima esperienza, ovvero i campionati del mondo junior di Eliat la scorsa estate. È stata seconda individuale nei 7005 e bronzo di staffetta nella giornata conclusiva. Teresa Malipiero in corsia 6, classe 04, campionessa a Roma degli 800 stile libero. Giorgia Gosetto, ancora più giovane, alla 8 2005, terza ai Criteria, sempre negli 8 stile. Ci avviciniamo alla virata di metà gara, 200 metri. Elena Pavan in vantaggio in corsia 7, 2:11:08 il suo passaggio, 33:14. Suoi quarti 50 metri. Tre quarti gara, prende il comando Giulia Grasso in corsia 4, Padova Nuoto. 2 medaglie vinte ai categoria di Roma nei 200 e 400 stile. A caccia tutte e 4 di un posto in finale, in attesa naturalmente dell'ultima batteria. Grasso, Berton, Pavan e Rombaldoni, 2 vasche dalla conclusione. E quindi si va a completare, vediamo il riferimento che arriva da questa prima batteria. Giulia Grasso con 4:22 e 67 su Elena Pavan, 4:22 e 69, Giulia Berton 4:23 e 36. Quindi alla partenza la quarta e ultima batteria.